Nell'episodio precedente, che puoi trovare cliccando la I in alto a destra. Ciao a tutti! Stiamo per andare in un posto importantissimo per la storia e la cultura italiana. Con me c'è anche il buon Bembe. Per accompagnarvi in questi video della playlist Monte Grappa in Graziella, ho voluto mettervi delle testimonianze di chi ha vissuto la guerra del 15-18 in prima persona. Il soldato Giuseppe Perrozzi, un ragazzo del 99. Per far capire ancora di più il sacrificio dei nostri connazionali ai giovani d'oggi. È stato questo che mi ha spinto a scalare il Monte Grappa in Graziella, facendo in modo che il loro sacrificio non venga mai dimenticato. Siamo con un mezzo tecnico che avete già visto in un altro video e ringrazio in anticipo Riccardo Agostini. Ed eccomi cambiato, ragazzi. Sarà molto più dura rispetto a tutti gli altri tour che abbiamo fatto. Ed eccola qui il super bolide. Salire su una salita del genere dove è stata scritta la storia del nostro popolo mi ha sempre dato quel senso di essere poco. È doveroso ricordare questo monte. Via Chiesa, Monte Grappa. Partiamo a 180 metri sul livello del mare, dobbiamo arrivare a 1775 metri. Le Malghe sarà il pezzo più duro. Campo Croce, Cima Grappa, la grande guerra, come avete visto. Monte Grappa, ragazzi, è tutto vero. Monte Grappa in Graziella da Semonzo, pauroso. A Campo Croce arriviamo in doppia cifra, si parla anche di 16%. Ecco quanti tornanti mi aspetteranno. Ara qua come che so ciapaco a caviglia destra, perché sono stato operato per la terza volta alla caviglia destra. Domenica 5 maggio 1918. Dal 18 aprile non ricevo posta dai miei, non sono affatto tranquillo e anche oggi, quasi implorando, scrivo nuovamente. Martedì 7 maggio 1918. Ricevo posta da casa e per questo sono abbastanza tranquillo. Giuseppe Perrozzi. Grinta! A manetta, dai che andiamo! Primo tornante, eccolo là, e qui tira, inizia a tirare, è da un togo che tira, è da un pezzo che tira. E dovrò alzarmi spesso sui pedali. Fortunatamente l'allenamento di questi giorni, settimane e mesi mi sta dando una mano, perché stando sui pedali a mo' di scalatore riesco a spingere meglio. Si usano più muscoli del corpo e quindi si bruceranno più energie, però si riesce a spingere meglio. Guardate che panorama, guardate che roba. So impiantare. Eccolo, numero 1. Dai che andiamo! Eccoli! Dai! A questi che già finito! Questi sì che mi fa bella vista, altro che mi discesa! Oh, guardate che panorama fantastico! Oh, eccolo un altro! Ehi! Stavo simpatico, che gente, sì! Venerdì 10 maggio 1918. Giornata bella, come ieri. Gli aeroplani ronzano sulle nostre teste, continuamente. Si vocifera che fra qualche giorno vi sarà l'offensiva. Nostra, nemica. Nessuno sa nulla di preciso. Però, quando il Fante parla, 99 su 100, coglie nel segno. Ragazzi, secondo tornante. Ok, si può prendere leggermente fiato al tornante facendolo largo. Panorama, come vedete, magnifico. E guardate come impena. Valentino Rossi, Vale Yellow, wow! Valentino, come fa la tua moto? Che figo, guardalo! Mugello! A proposito di Mugello, oggi corrono anche a Misano. Qui si può respirare un attimo. Vi racconto un altro aneddoto del Monte Grappa. Dopo la disfatta di Caporetto, il Monte Grappa è stato teatro di ben 3 battaglie. Dove la battaglia più importante fu quella di Vittorio Veneto del 1918. Questa strada è stata costruita per il volere del generale Giardino per portare viveri, armi per l'esercito italiano, perché se si saliva da Romano de Zellino le truppe venivano colpite dal fuoco nemico e quindi è stata costruita questa strada qui, più breve ma più pendente. Andiamo via, nice works to see. Ciao, eccoli, ciao.
e gli prova a stare dietro Marco Pantani E l'aggancio è riuscito. e tiene botta. Guardate che rapportone e io in Graziella. Ale, ale. Giovedì 16 maggio 1918. Apprendo che un mio compagno, Michele Cianciosi, è rimasto leggermente ferito alla schiena da un sasso lanciato dallo scoppio di una granata. Il ferimento è avvenuto alle 9 pomeridiane di ieri, mentre era di sentinella. Dormo in una discreta branda, presa ad un mio soldato che è stato inviato all'ospedale. Venerdì 17 maggio 1918. Ho appreso da Saraceni, il mio compaesano, che da una delle due tombe giacenti vicino al terzo pezzo della nostra batteria, per la neve disciolta, veniva fuori una gamba. Con ogni cura, tutti si sono prestati alla sepoltura dei miseri resti. Mi sono avvicinato anch'io alla tomba. 4 nomi sbiaditi si leggono, poveretti. Tour de France. Sono morti qui sul Grappa, i giorni infausti della ritirata, per la difesa della patria, sulla croce 3 novembre 1917. Terzo tornante. Domenica 19 maggio 1918. Oggi i signori austriaci ci hanno reso la pariglia del nostro precedente bombardamento. Piccoli, medi e grossi calibri si sono rovesciati senza posa intorno al tempietto della Madonna del Grappa, scavando profonde buche. Qui che ho imparato da me, dai che andiamo. E dopo sto momento di euforia è arrivata la grande botta. Fagliela sentire. Come direbbe Franchino, La grande botta. stanchezza. Comunque mi sono messo i guantini. Sì dai. È l'1:15. Perché col sudore non avevo grip. E vai, non avevo grip sulle manopole e quindi o che scivolavo con il rischio di sbattermi tutto il dente davanti, Ma scivola e mi spacco tutti i denti davanti. all'Aldo Baglio. Non devo mettere piede per terra, ci vorrebbe il bastone così. La scommessa? La scommessa? Sì, su YouTube. Mercoledì 5 giugno 1918. Di buon mattino è incominciato a fioccare maledettamente. 50 cm di neve in brevissimo tempo. E dire che siamo a giugno. Nel momento in cui scrivo sono sotto la tenda. Ore 23:30. Domani alle 3:15 dovrò recarmi all'osservatorio col comandante di batteria. Sono stanchissimo e mi addormento, avendo sempre accanto la mia fedele maschera antigas. Oh ragazzi, questo siamo all'inizio, terzo tornante verso il quarto. Oggi ancora è il tocco più viabile. Pensati dopo. Vabbè, se dopo vedrete delle immagini di me senza il mio parlato, avrete capito perché fiato non ne avrò e dovrò usare questa biomeccanica che già è insufficiente di sé in Graziella in salita, e aiutarmi con le braccia in avanti e buttarmi con le spalle oltre il manubrio, che tipo già adesso vedete sono così, per avere un po' di spinta, dato che il manubrio non è da corsa come vedete. Quinto tornante. Eccole. Loro tranquille. Mamma ragazzi, come tira. Ci tira, eh? Cerco di pedalare un po' normale. Ci vediamo dopo. Ciao. Oh ragazzi, oggi fa proprio caldo. Sto seguendo Manuel nella salita in Graziella. Siamo al sesto tornante, guardatelo là che sale.
pianin pianeo. Adesso magari vediamo se riesco a beccarlo all'8º tornante, se riesco a fermarmi con la macchina. Comunque il Monte Grappa è famoso perché era uno dei fronti più importanti delle battaglie della prima guerra mondiale. In questo caso era l'ultimo baluardo dopo la rottura di Caporetto. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono, almeno oggi. Guardate ragazzi, tra gli alberi c'è sempre una bella vista, di là tra il fiume e tra gli alberi. Dai Manu! Dai Manu! E se no, pedali. Guardate, di là dal fiume tra gli alberi. E buongiorno, sono ancora io. Oh ragazzi, che pace che ti dà la montagna. Il mare è una cosa, ma la montagna è un'altra storia. Guardate che popò di bosco. Qui ok, siamo ancora in strada, però comunque, rispetto alla pianura c'è un po' più di fresco. E adesso siamo sull'8º tornante, aspettiamo Manuel che salga con la Graziella. A dopo. 2 hours later. Io ragazzi, ve lo dico sinceramente, non sono mai stato bravo a parlare. Però. Che? Manuel mi ha insegnato tante cose. Eccolo là che arriva. Dai bomberone che ce la fai! Dai, ogni due! Il Monte Grappa è diventato famoso dopo la battaglia di Caporetto. Ci furono ben 4 battaglie. La battaglia del novembre 1917. Comunque ragazzi, se sbaglio è perché fatica a pedalare, spiegare, magari qualche svista può capitare, quindi perdonatemi, ve lo dico già in anticipo. 2 battaglie quindi del 17. Una di queste è la battaglia d'arresto, in cui venne arrestata l'avanzata dell'impero austro-ungarico. La battaglia del solstizio del 1918 è la battaglia di Vittorio Veneto, sempre del 1918, in cui terminò la prima guerra mondiale. Nono tornante. Oh ragazzi, adesso a dirvelo sinceramente, so momentaneamente desfa. Ma se ho messaggio dopo il segnale acustico, grazie. Dovrebbe essere il nono, spero di sì. Comunque l'aria di montagna è ottima, senza gas di scarico delle macchine. Usate la bicicletta se potete. Siamo quasi al punto di non ritorno per questo pianeta. Mamma mia che mal di gambe. Ragazzi, iniziamo la doppia cifra. Un po' alla volta ci siamo. 10º tornante. Dai che andiamo. Undicesimo tornante, 11º. Posso rifiatare un po'. Parlandovi della flora e della fauna, per quanto riguarda la flora abbiamo l'abete bianco, l'abete rosso e il faggio. Per quanto riguarda la flora invece abbiamo il cervo, il capriolo e l'aquila reale su questo Monte Grappa. Ma da dove deriva la parola Monte Grappa? Da crap, ovvero roccia. 12º tornante. Esatto, la scalata da Semonzo sul Monte Grappa in Graziella continua. Ciao ma Rombe, ma se è vero che non ti sei ancora iscritto al mio canale? Ma di cosa stiamo a parlare? Tosi è totalmente gratuito. Guarda, ti aspetto 3 secondi, giusto il tempo a fare clic con il pollice. Fatto. Tanto a te non costa niente, nessun problema. Te lo dico, lascia un like, anche quello se è gratis. Per me che creo contenuti, come avete visto, ci metto tantissimo tempo perché da 2 settimane sono chiuso qui a creare un video che possa darti un sorriso e migliorarti la giornata. Grazie. Anche perché chissà che porta fortuna a sta caviglia messa così. Incrociamo le dita. Quindi ragazzi, dai che andiamo. Da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3 è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.